In questo video vi porto con me alla scoperta di Ragusa Ibla, un luogo che sembra sospeso nel tempo, un intreccio di vicoli, scalinate e palazzi barocchi. Ogni passo qui è una scoperta. Cammino tra le stradine strette e davanti ai miei occhi si apre un borgo che è un vero gioiello del barocco siciliano. Non a caso è riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Alzo lo sguardo, balconi decorati, mascheroni scolpiti nella pietra, dettagli che raccontano storie antiche che resistono da secoli. E poi, all'improvviso, Piazza Duomo, il cuore pulsante di Ibla, la cattedrale di San Giorgio domina la scena, imponente, elegante, maestosa. La scalinata che sale verso il suo ingresso sembra accompagnarmi in un altro tempo. Da qui mi perdo nei vicoli. Dietro ogni curva c'è un segreto, una vista sulla vallata, un portone antico, uno scorcio che sembra una cartolina. E poi, passando tra i vicoli con i negozi, arrivo al Giardino Ebleo, un luogo che invita al silenzio e alla riflessione. Viali alberati, chiese che si affacciano sul panorama, un respiro che unisce natura e bellezza. Qui il tempo rallenta davvero. Ma il momento che preferisco a Ragusa Ibla è senza dubbio il tramonto. La pietra che si accende di luce dorata, le ombre che si allungano sui vicoli. Tutto diventa più intimo, più suggestivo, più caldo, più accogliente. E quando scende la sera, Ragusa Ibla si illumina. Le luci disegnano i palazzi, le chiese, le strade e il borgo diventa magia pura, quasi come se fosse un presepe messo lì a dare bellezza alla Sicilia che non ti aspetti. Ogni volta che torno a Ragusa Ibla scopro qualcosa di nuovo. E ogni volta porto via sempre la stessa sensazione. Ragusa Ibla non è solo un borgo da visitare, non è uno dei posti più belli della Sicilia e basta. Ragusa Ibla è un viaggio dentro l'anima autentica della Sicilia. Amici siciliani aspettata, spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete ancora mai stati a Ragusa Ibla vi consiglio di andarci il prima possibile perché è davvero un gioiello, come avete visto. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, qua sotto è gratis, quindi fatelo perché per me è una grandissima cosa. Lasciate un like e noi ci vediamo presto con le nuovissime avventure di Sicilia Inaspettata. Tante cose belle, ciao!